Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Oggi l'interrogatorio della donna che ha lanciato la figlioletta di 7 mesi dal balcone, ha confessato tutto ai magistrati, soffriva di depressione postpartum, il figlio di 7 anni ha tentato di fermarla. Monreale si è fermata per l'ultimo saluto in cattedrale alle 3 vittime della strage di sabato scorso. Dure le parole dei parenti dei giovani uccisi. Dov'è lo Stato? Non c'era neanche una pattuglia in piazza. Vigili urbani aggrediti a Siracusa, a Catania. Intanto arriva il nuovo comandante. Prevenzione e repressione, le parole d'ordine. Il lungo ponte del 1° maggio baciato dal sole, folla di turisti in Sicilia. Sino a domenica condizioni di tempo estivo, ma sulla spiaggia di San Leone ad Agrigento scorre la fognatura. Calcio, Palermo trafitto ancora in casa, stavolta ad espugnare il Berbera e il Sudtirol. Nonostante la sconfitta, i rosanero restano al 6° posto. Serie C, domenica scattano i playoff, nel mirino del Catania il Giuliano. Pochi dubbi di formazione per Toscano, che può contare su tutti gli uomini della rosa. Al Massimino atteso il tutto esaurito. Si è concluso l'interrogatorio di convalida della donna accusata di aver ucciso la propria figlioletta di 7 mesi lanciandola dal balcone della sua casa a Misterbianco. La donna davanti ai magistrati ha ammesso tutto. Pare che il figlio più grande di 7 anni abbia tentato, capendo quello che la mamma stava per fare, di bloccarla. Sentiamo Orazio Longo. Tra i vari dettagli emersi durante l'interrogatorio, secondo alcune fonti ce ne sarebbe uno che vorrebbe che il figlio di 7 anni avesse provato a fermare la mamma nell'atto del folle gesto senza però riuscirci. Un fatto questo che, se appurato, renderebbe ancora più drammatica la ricostruzione di quanto avvenuto in quella casa di Misterbianco in provincia di Catania. Di certo c'è che la donna che ha ucciso la propria bambina di 7 mesi lanciandola dal balcone del terrazzo del 3° piano della sua abitazione ha ammesso tutto davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. In uno stato di profonda disperazione, la madre della piccola Maria Rosa ha affrontato un'ora di interrogatorio rispondendo a tutte le domande. La donna, già sottoposta in passato a trattamento sanitario obbligatorio, dallo scorso gennaio si trovava in condizione di amministrazione di sostegno sotto tutela del padre, che è medico, e del marito, coamministratore. Avrebbe sofferto di depressione postpartum e, secondo il racconto dei familiari, da settembre scorso, da quando era nata la piccola Maria Rosa, non era mai stata lasciata da sola in casa, tant'è che neanche il giorno della tragedia era sola. Sembrerebbe infatti che il marito stesse riposando mentre la suocera si trovava temporaneamente in un'altra stanza, in un piano diverso della palazzina. Effettuato l'esame autoptico nei confronti del corpicino della bambina, è presumibile che venga condotta una perizia di capacità di intendere e di volere per la donna, che è attualmente detenuta nel carcere di Piazza Lanza, ma che potrebbe essere presto trasferita in una struttura per l'esecuzione delle misure cautelari, le cosiddette REMS. I funerali di Salvatore, Andrea e Massimo, uccisi a Monreale sabato scorso durante una folle sparatoria. La rabbia dei familiari, chiediamo giustizia, non c'era neanche una pattuglia in piazza, lo Stato guarda da lontano. Applausi all'arrivo e all'uscita delle bare di Andrea Miceli, Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo, i 3 giovani uccisi nella notte tra sabato e domenica a Monreale. Oggi il paese è in ginocchio, come ha detto il sindaco. Dovevano essere giorni di festa per celebrare il Santissimo Crocifisso, si sono trasformati in giorni di lutto. A celebrare le esequie funebri è l'arcivescovo di Monreale, Gualtiero Isacchi. Perché tanta ingiustizia? Perché questa violenza? Uno striscione campeggia dinanzi il Duomo, basta con Gomorra e mare fuori, qui si muore davvero, non solo commozione ma soprattutto rabbia per quanto successo. Chiedo veramente, come è stato detto, alle istituzioni, quelli che ci comandano dall'alto, che non ho sentito soprattutto la vicinanza, niente, come se è tutto normale. È tutto normale per loro in Italia, tutto normale. Il fatto del perdono, che poco fa si parlava di perdonare. Ma come si può perdonare questa cosa? Io vorrei capire chi è che perdona. Non dove neanche Dio perdona questo. Quella sera non è possibile che non c'era neanche una pattuglia di polizia, perché tutto questo si sarebbe potuto evitare. Tutto questo si sarebbe potuto evitare. Finiscono i funerali e le bare dei 3 ragazzi uccisi sfilano per le vie del paese. Quella di Andrea Miceli, calciatore del Real Pioppo, viene portata al campo d'allenamento.
fronte giudiziario, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, Calvaruso avrebbe agito insieme ad almeno 2 complici. Uno di loro sarebbe stato alla guida di una moto BMW GS nera, modello vecchio, e viene descritto da più testimoni come alto circa 1,90 m, con barba scura e folta. Entrambi, conducente e passeggero, avrebbero indossato il casco durante l'agguato. Uno di loro avrebbe detto di non sparare in aria, ma sulla folla. E ancora violenza gratuita, sia pure con conseguenze meno gravi. 2 giovani vigili urbani sono stati presi a calci e pugni soltanto perché stavano facendo il loro lavoro. Stavano cioè multando un'auto in doppia fila in via Lavaggi ad Augusta, quando sono stati raggiunti e aggrediti da 2 muratori impegnati in una palazzina vicina. Come si vede dalle immagini, tutto è accaduto davanti a decine di passanti che hanno filmato la scena. Particolare curioso è che i 2 aggressori non erano neanche proprietari del mezzo. Per i vigili diversi traumi, ma anche lo shock per questa violenza gratuita subita. E intanto a Catania è stato presentato il nuovo comandante, il vicecomandante della Polizia Municipale, prevenzione e repressione, le parole d'ordine. Tonino De Mana. Una camminata simbolica in via Etnea. Il sindaco di Catania Trantino al centro, il nuovo comandante della Polizia Municipale Diego Peruga e il suo vice Stefano Blasco ai lati. Inizia così il nuovo corso di una città chiamata a voltare pagina alle voci sicurezza, decoro, ordine e rispetto delle regole. Per farlo serviranno anche maniere forti, ovvero l'introduzione delle ganasce per debellare la sosta selvaggia. Lo ha detto senza mezzi termini Trantino, che ha anche annunciato il progetto di una metropolitana leggera per collegare Catania all'Interland Etneo. Ora tutti sono chiamati a fare la propria parte. Questa Catania non può sostenere il modello di sviluppo improntato ai comportamenti del passato. È una città che vive nel caos, che è ultima nelle classifiche ambientali. Dobbiamo allora provare a invertire la rotta. Conclusa l'era Sorbino, Catania riparte dai nuovi vertici della Polizia Municipale. Vogliamo essere prossimi alla città di Catania, cioè essere presenti nelle strade, nei parchi, negli incroci, nei semafori. Quando si fa una sanzione, questo è lo strumento principale per fare la prevenzione. Arriveranno tantissimi vigili e a questo punto non ci sono più alibi, servono più controlli. Ed è quello che vogliamo fare. Lei arriva da Caltanissetta, si paracaduta in una città diversa, le tremano le gambe? Ho il peso della responsabilità di un ambiente sicuramente complesso e difficile, però vi garantisco che c'è grande determinazione e grande voglia di fare bene. Fondamentale è anche l'apporto del suo vice, Stefano Blasco. Sarà proprio questo il compito, far trovare nuove motivazioni al personale anziano e soprattutto dare a loro il piacere di motivare i giovani. Nella città per la città, questo è lo slogan di presentazione, dove prevenzione e repressione dovranno essere l'antitesi per il riscatto di Catania. Si barrica in casa e minaccia gli agenti impugnando una mannaia, una sorta di macete. Momenti di panico in centro storico a Ragusa. Sentiamo Veronica Barbarino. Si è barricato in casa armato di una grossa mannaia, minacciando chiunque si avvicinasse. Accade in centro storico a Ragusa, dove un uomo di 42 anni togolese, assistito dal servizio sociale, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha aggredito assistenti sociali e vigili urbani intervenuti per assisterlo. L'uomo, che vive solo, lontano dalla famiglia e con qualche problema di salute, era stato sfrattato dall'appartamento al piano terra di via Giambattista di Erna. Completamente fuori controllo, urlando, ha impugnato un macete, impedendo qualunque tentativo di approccio. A rendere la situazione ancora più critica la presenza nell'appartamento di 3 bombole di gas. Sul posto quindi sono accorsi carabinieri, polizia di Stato, vigili del fuoco e personale del 118. Con equipaggiamento antisommosse e manovre coordinate, le forze dell'ordine hanno fatto irruzione nell'abitazione da più parti d'accesso. Bloccato e immobilizzato, il 42enne è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Angoscia e preoccupazione, soprattutto per chi lì ci vive con dei bambini. Non è il primo giorno che vengono carabinieri e ambulanze. Io abito qua con le bambine, giustamente abbiamo avuto anche paura di questo, perché il primo giorno no, prendete il coltello, cioè ci siamo anche spaventati, giustamente, come è giusto. Abbiamo sentito più che visto. Nei confronti dell'uomo è scattato il deferimento all'autorità giudiziaria eblea per i reati di violenza e minaccia nei confronti di pubblici ufficiali.
Sembrava una spaccata la tecnica di furto spesso usata dai ladri, invece il conducente di questa auto che ha sfondato la vetrina di un negozio in via Umberto a Catania in realtà aveva perso il controllo del mezzo probabilmente a causa di un malore improvviso. L'uomo in quel momento era impegnato in una manovra in retromarcia quando l'auto ha investito uno scooter e poi la sua corsa si è arrestata proprio dentro il negozio. Bel tempo e tanto sole per il primo ponte di maggio che ha favorito l'arrivo anche di tanti turisti in Sicilia. Temperature quasi estive, almeno fino a domenica. Francesco Triolo. Il mese di maggio ha portato un primo vero anticipo di estate. Dopo un aprile piuttosto instabile, il mese appena entrato si caratterizza per un ponte lungo all'insegna del bel tempo, frutto questo anche di un campo di alte pressioni che abbraccia la regione. Tanto sole e peculiarità di questi giorni in Sicilia, un clima mite di giorno con massime anche oltre 25 gradi fino a domenica, poi un po' di instabilità pomeridiana, ma solo sulle aree interne e in particolare sul versante tirrenico e quello nord-occidentale dove si attenuerà l'alta pressione, una condizione che continuerà in linea generale anche per tutta la prossima settimana, anche se non sono esclusi occasionali locali temporali, soprattutto nella notte tra lunedì e martedì. Ma intanto possiamo goderci questi giorni di sole e temperature che favoriscono gite fuori porto e vacanze per chi ha optato per la Sicilia durante l'allettante ponte del 1° maggio. A Messina non si registrano nella giornata di oggi code agli imbarcaderi che sono attese per il pomeriggio e la serata di domenica. Oggi in porto non c'erano nemmeno navi da crociera e quindi la città è sembrata più tranquilla del solito. Tutti in spiaggia dunque per questo assaggio d'estate, tranne a San Leone, il lido di Agrigento, dove è allarme ambientale. È uno spettacolo indegno quello che si ripete da giorni sulla spiaggia delle Dune a San Leone ad Agrigento. Acque nere che fuoriescono indisturbate sulla sabbia a pochi passi dal mare, proprio mentre la stagione balneare è alle porte. A denunciare con forza quanto sta accadendo è Mare Amico. Il responsabile dell'associazione ambientalista Claudio Lombardo spiega di aver allertato tutti gli enti competenti. Anche quest'anno assistiamo al solito sversamento fognario che attraverso il vallone Canne nella zona delle Dune di San Leone fa arrivare le acque fetide in mare. La cosa grave di quest'anno è che nessuno sta intervenendo, è intervenuta soltanto l'AICA per dirci che i loro impianti funzionano e hanno ritrovato un livello di inquinamento elevatissimo in mare. Chiediamo un intervento per scoprire chi sta inquinando il nostro mare. Un quadro sconcertante che lascia l'amaro in bocca. Intanto sulla spiaggia delle Dune la fogna continua a scorrere sotto gli occhi increduli di cittadini e turisti e il mare ancora una volta resta vittima dell'inerzia. Un uomo di 73 anni, Antonino Mario Dance, è morto in ospedale dopo essere caduto con la bici elettrica nella corsia del tram a Palermo in via Pollace. È morto poi qualche ora dopo per le gravi ferite riportate. Situazione sempre più critica per l'aeroporto di Comiso, abbandonato anche da Aero Italia. Veronica Barbarino. Ennesima battuta d'arresto per l'aeroporto di Comiso. Lo scalo ragusano, che da anni lotta per uscire dall'isolamento, vede ora la sospensione dell'esperienza con Aero Italia. A quanto pare l'ultima rotazione per Milano-Bergamo avverrà il 13 maggio e il 14 per Roma-Fiumicino. Dopo di ciò i biglietti non sono più acquistabili. In quella che dovrebbe essere la stagione di boom per il turismo, a Comiso rimarranno solo 2 voli settimanali a maggio, uno per Lille e un volo charter per Sharm el Sheikh, e da giugno altri 2 voli, uno settimanale per Parigi e uno per Tirana. A intervenire duramente sul disagio è il sindaco di Acate, che come tanti altri passeggeri il 1° maggio è stato riprotetto su Catania per un volo Aero Italia, il cui ritorno era previsto originariamente su Comiso. È un inconveniente particolarmente fastidioso, ma al netto del fastidio per le centinaia di residenti nel territorio ibleo e non solo, anche per i turisti che avevano programmato le proprie vacanze all'interno del nostro territorio, c'è un dato politico che è allarmante. L'aeroporto di Comiso, a dispetto dei proclami, degli annunci, dei bandi, degli avvisi e quant'altro, ad oggi è praticamente chiuso. La vicenda ha acceso il dibattito tra gli utenti anche sui social, indignati da una mancata visione stabile e di lungo periodo per l'infrastruttura iblea, che rischia di isolare maggiormente questo lembo di Sicilia.
Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo per parlare fra l'altro di una mostra dedicata a Van Gogh. Nel cuore di Catania una mostra che ci fa fare un viaggio nel tempo, nello spazio e dentro le opere di Van Gogh. Eva Spampinato. Immersi nelle opere di Vincent van Gogh, nel suo tormento, nel suo genio creativo, fin dentro il mondo e le ambientazioni che lui vedeva con gli occhi e viveva con il corpo prima di riportarle nelle sue iconiche tele. Nel cuore di Catania, all'interno della chiesa di San Giuseppe al Duomo in via Vittorio Emanuele II, a pochi passi dalla cattedrale, fino al 7 settembre si può visitare Van Gogh The Immersive Experience, un evento che rappresenta una vera e propria rivoluzione nell'approccio all'arte, capace di trasportare il visitatore dentro i mondi pittorici dell'artista olandese. Gli ospiti saranno prima circondati dalle opere che prendono vita, come la notte stellata sul Rodano dove gli innamorati si muovono e le barche non sono ferme ma vengono trasportate dalle onde. E poi arriva il momento di entrare fisicamente dentro la famosa stanza di Van Gogh grazie ai visori e alla realtà virtuale. Indossando questi occhiali, lo spettatore sarà catapultato, non senza un momento di smarrimento iniziale, nell'affascinante villaggio francese di Arles, dove Van Gogh ha trascorso alcuni dei suoi anni più intensi e creativi. Grazie alla multimedialità, lo spettatore diventa protagonista del racconto che scorre tra i colori e le pennellate di Van Gogh. Il Banco del Mutuo Soccorso torna con una trilogia dedicata alle storie invisibili, quelle cioè che non fanno rumore. Giusy Lazzara. Non mi svegliate, ve ne prego. Poesia e musica, quella del Banco del Mutuo Soccorso di ieri e di oggi. Mai finita la voglia di progettare, così nasce Storie Invisibili. Per Vittorio Nocenzi, leader e fondatore del banco, il racconto diventa una trilogia, con 3 album collegati uno all'altro, che danno voce alle storie che non fanno rumore. Nei testi delle canzoni ci sono uomini reali fotografati in momenti delle loro vite, nelle loro vicende personali o all'interno di periodi storici, per poter parlare di tutti noi dei nostri tempi. L'idea nasce nel 2015, un anno molto duro per il banco, con la scomparsa di Francesco Di Giacomo e Rodolfo Maltese. La storia del gruppo però è pronta a rinnovarsi e a ripartire, con la voglia di progettare qualcosa di mai fatto prima. I concerti il 5 maggio a Catania al Teatro ABC, il 6 maggio a Palermo al Teatro Massimo, il 7 maggio ad Agrigento al Pala Congressi. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva per parlare del KO del Palermo, mentre il Catania si prepara alla sfida di domenica. Siamo al calcio, KO inatteso per il Palermo che al Barbera cade dinanzi al Südtirol. Marco Gullà. Ci risiamo, è quello che sicuramente avrà pensato il tecnico del Palermo Alessio Dionisi al triplice fischio della gara con il Südtirol. Vince la formazione di Castori per 2-1 e vince in rimonta. Il Palermo in vantaggio grazie a questo bellissimo gol di Ceccaroni nel primo tempo, nella ripresa spegne il motore e permette agli avversari di pareggiare e poi segnare la rete del sorpasso su rigore con Gori. Il solito Palermo che non riesce a mantenere il vantaggio, Dionisi sbaglia cambi e gestione del match. Rosanero che comunque restano sesti, le dirette concorrenti perdono tutte. Brutto risultato e un brutto secondo tempo, potevamo far meglio, non ci abbiamo creduto nonostante degli errori. Oggi siamo stati meno puliti, abbiamo fatto un discreto primo tempo, una cosa difficile da passare in vantaggio senza rischiare, e questo l'avevamo fatto, eravamo stati bravi e il secondo tempo sull'1-1 ci siamo innervositi e non deve succedere. E dire che il primo tempo del Palermo lasciava presagire ben altro, soprattutto dopo questa rete di Ceccaroni su assist di Poyampalo. Purtroppo il gol non ha portato punti alla squadra, quindi
c'è un grande rammarico perché ovviamente a fine primo tempo ero molto contento, poi il risultato non ci dà una mano. Rosanero già a lavoro, domenica al Manuzzi c'è la sfida contro il Cesena. E il Catania intanto prepara la sfida contro il Giuliano, primo scoglio nei playoff promozione. Francesco Triolo. È un nuovo campionato, la fase dei playoff, il Catania lo sa bene, occorrerà avere la mentalità giusta per giocarsi fino in fondo le proprie carte. I rossazzurri sono considerati da tutti una delle mine vaganti della seconda fase. Si parte domenica sera alle 20 con il Giuliano al Massimino, primo scoglio dell'avventura playoff. Di fronte il Catania avrà una squadra che, pur calando nella parte finale della stagione regolare, ha sempre espresso però buoni numeri, mettendo a segno 51 gol, quarto miglior attacco del girone, dopo Potenza, Avellino e Crotone, ma anche subito tanto, 54 reti, peggio ha fatto solo il Latina. I rossazzurri arrivano sicuramente meglio alla sfida di domenica sera, ma nei playoff si sa tutto si azzera. Toscano ormai da un paio di partite ha trovato una certa quadratura del cerchio e quindi non dovrebbe esserci motivo di cambiare proprio all'esordio nei playoff. Celli a sinistra, Inglese davanti con Jimenez e Lunetta dietro, su questo l'allenatore rossazzurro ha lavorato sino a questa mattina. Dalla seduta di rifinitura e dalle parole in conferenza stampa del tecnico si potrà cercare di carpire qualcosa in più, come anche le sensazioni e l'atmosfera nello spogliatoio. Sul fronte tifosi c'è da registrare come dopo la fase di prelazione per gli abbonati sia partita la vendita libera. Si registrano poche disponibilità in curva nord e curva sud, che dovrebbero quindi presentare il tutto esaurito, mentre per gli altri settori ancora c'è un buon numero di biglietti a disposizione per chi magari non è in città in questi giorni e li acquisterà proprio nell'imminenza della gara. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.